Sottomarina voglia di riscatto e voglia di far festa. Dopo il grande successo dell'evento Sale, Sole e Mare di inizio giugno, ecco riproporsi il Borgo delle Meraviglie con uno spettacolo che ha letteralmente inondato il boulevard di Piazza Italia di turisti e di chiogiotti per fare festa. Sempre da un'idea di Nicola Nicchetto, tante sono state le attrazioni itineranti grazie alla pedonalizzazione di Viale Veneto, Viale Padova e Viale Venezia, un evento gradito da tutte le attività commerciali dove le persone potevano passeggiare liberamente, senza il problema del passaggio delle automobili, delle moto e delle biciclette. Sono venute alla luce alcune criticità, quali i marciapiedi invasi dalle bici parcheggiate e la mancanza della polizia locale che, in situazioni come queste in cui si riversano in strada migliaia di persone concentrate in aree limitate, si potrebbero rivelare utili anche solo per un presidio del territorio, dimostrando la presenza del corpo. Ieri deve esserci stata inoltre un'incompressione tra gli incaricati al transennare le strade che andavano pedonalizzate. Qualsiasi indicazione all'orario di chiusura della circolazione dava come ora iniziale le 20, ma alle 18:50 le transenne erano già state collocate, causando disagio a chi si era organizzato per gli spostamenti, avendo come riferimento quello diffuso anche dalla cartellonistica posta sulle stesse transenne e costringendo molti a cambiare strada per il rientro a casa, causando ingorghi evitabili a chi stava rientrando dalle spiagge. Per il resto la serata è stata perfetta, altre 2 si svolgeranno a Sottomarina e una a Chioggia.